Ci siamo. Bene, bene. Buonasera a tutte le nostre lettrici e a tutti i nostri lettori. Alle 5 di oggi, venerdì 24 aprile, partirà la presentazione di una nuova rubrica dal titolo Linguaggi culturali, che verrà avviata attraverso una diretta visibile sia sul sito web del Manifesto Sardo, del nostro quindicinale, e quello di Aladin Pensiero, sul nostro canale YouTube e anche in diretta sulla pagina Facebook del Manifesto Sardo. Abbiamo pensato di inaugurare questa nuova veste live per essere più vicini alle nostre lettrici e ai nostri lettori in questo momento di sospensione, di distanza, proponendo a partire da oggi una serie di iniziative pubbliche online con la collaborazione di Aladin Pensiero e di Democrazia Oggi, i nostri cugini delle altre redazioni amiche, da svolgersi ognuna da casa nostra in videoconferenza con lo strumento delle videodirette in streaming. E il senso qual è? Intanto il senso è quello di cercare di capire che fare in questo periodo di rivolgimenti, di confusione, di vita complicata, provare a costruire dai nostri portali, dalle nostre redazioni, un'analisi, un approfondimento su ciò che bisognerà fare dopo l'emergenza sanitaria del virus, su quali strade possiamo intraprendere come società per ribadire che qualsiasi strada si possa scegliere non può non essere connessa con i diritti delle persone, con i diritti sociali, civili e umani delle persone. A partire da questa sera alle 5 con Paolo Carta, che segue la pagina culturale all'interno del Manifesto Sardo. Incontreremo Sonia Borsato. Paolo incontrerà Sonia Borsato, una docente dell'Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari, curatrice, critica d'arte nelle arti visive contemporanee. Paolo, di cosa parlerete con Sonia Borsato questa sera? Ma allora, innanzitutto parleremo insomma, della situazione odierna e come diciamo le arti visive un po' stanno rispondendo. Quindi ovviamente anche con un pensiero agli artisti che attualmente, come tutti, stanno vivendo una condizione insomma, così sospesa e ovviamente complicata e critica. Poi ecco, cercheremo di parlare o quantomeno ecco, di ipotizzare quali che potrebbero essere i passi per una ripresa dopo Covid, sempre in merito appunto alla mostre, quindi come si comporteranno i musei, gli spazi, gli studi degli artisti. E poi ecco, faremo anche un piccolo accenno su quella che è questa famosissima didattica a distanza, però come si stanno comportando quei docenti in accademia. Questo è quanto. Bene, allora un saluto a tutte le nostre lettrici e a tutti i nostri lettori. Ci vediamo in diretta streaming alle 17. Ciao a tutti, ciao a tutte e ciao Paolo. Buona serata. A più tardi.